Buonasera e ben ritrovati amici e amiche sportivi. La maratonina udinese si riveste a festa. Africa e tanti amatori per il ritorno in città. Hanno aperto le danze sabato sera i runner della salita del castello e le hanno chiuse domenica i partecipanti alla mezza maratona della città. La fragranza del ritorno alle antiche abitudini, la cordialità degli addetti ai lavori, la velocità dei migliori e la lenta e gioiosa normalità dei meno preparati hanno rivelato che c'era davvero bisogno di rivivere queste emozioni e forse il lockdown è servito almeno a questo, far apprezzare meglio questi valori essenziali. Sabato all'imbrunire è toccato alla salita del castello per cominciare bene la 2 giorni podistica e lo hanno fatto a meraviglia i campioni uscenti. Lorenzo Brugnizza del GS Natisone ha limato il suo record dello scorso anno, portandosi a 1 minuto 2,76 e Chiara Fantini, maratonina udinese, ha esagerato, limando di circa 10 secondi il limite dello scorso anno, aggiornandolo a 1 minuto 25,96. Brugnizza ha avuto la meglio su Matteo Jereb, Libertas Grion Seremanzacco, che ha concluso in 1 minuto 7,02, e Davide De Faveri, Atletica 2000, 1 minuto 7,76. La Fantini ha preceduto Francesca Gariup, Malignani Libertas 1,28,59 e una stoica Erika Franzolini, Bruniera Friuli Intagli 1,28,76, ma con una dolorosa contrattura che non le ha permesso di esprimersi al meglio. È stato solo l'antipasto di quanto sarebbe successo domenica mattina nella mezza maratona. Quasi 800 iscritti e 633 i classificati, perché le sorprese non sono mancate nell'edizione rinascimentale con la vittoria di Agri Kiprotic Rono, pettorale 347, senza ingaggio e invito, che è arrivato in auto con il suo manager da Norimberga per far saltare in banco e vincere la gara in 1 ora, 1 minuto e 59, che in tempi di pandemia e limitate risorse economiche è tanta roba. Sesto una settimana fa nella mezza di Padova, chiusa in 1 ora 3,31, dove aveva pagato caro il debutto in una grande competizione internazionale. Kiprotic Rono a Udine ha corso con intelligenza tattica, è rimasto coperto e a 3 quarti gara ha messo la freccia ed è andato a vincere bene, limando il personale di oltre 1 minuto e 30. Argento per Dixon Simba Niakundi, 1 ora 2,26. Terzo, con il tempo di 1 ora 3,22, Cosea Chisorio Chimeli. Solo keniani fino al 7° classificato. 8° posto in 1 ora 6,55 e primo italiano al traguardo il romano Luca Parisi, che ha scavalcato nel chilometro finale Francesco Nardone, Gemona Atletica, che un fatale errore di percorso ha privato del primato tricolore. Nardone ha concluso in 1 ora 7,16, non assoluto, ma comunque campione regionale di maratonina. 10° è argento del Friuli Venezia Giulia Tobia Beltrame, Trieste Atletica, in 1 ora 7,21 e bronzo a Gianni Bortolussi, che dalla Mandola di Lestans in 1 ora 14,9. Entusiasmante battaglia tra le donne, con un terzetto keniano ad alternarsi al comando con attacchi e contrattacchi, dove ad averla vinta è stata Omosa Teresa Vamboca in 1 ora 11,17 davanti a Maina Veronica Nieri 1 ora 12,1 e Muli Mavia Luci in 1 ora 12,41. Soddisfazione alle stelle tra le file della maratonina udinese del presidente Paolo Bordon per il 6° posto assoluto di Chiara Fantini, prima italiana al traguardo, che ha vestito così la maglia di campionessa regionale dopo essersi imposta la sera prima, come riferito in precedenza, nella 3ª edizione della salita del castello. Seconda e terza posizione tra le italiane a Mariangela Stringaro, Keep Moving, e Anna Agosto, Libertas Udine. Abbiamo raccolto alcune interviste, sentiamole. Ringrazio tutti, è un weekend strepitoso, ricco di soddisfazioni. Ieri alla salita del castello è stata una grande gara e oggi un tempo veramente inaspettato. Puntavo sotto l'1,30 e sono stata ben sotto, quindi super contenta. Grazie a Sandra, la mia allenatrice, Candelotto, grazie Amo e grazie Maratonina Udinese. I prossimi appuntamenti è una 10 km a Venezia e qualche appuntamento con una nuova attività che ho iniziato a praticare quest'anno, che è il triathlon. Non abbandono la corsa, ma aggiungiamo anche questa un'altra nuova avventura. Sono abbastanza contento di questa gara. Ho provato a seguire i ragazzi del Kenya, purtroppo intorno al 5° chilometro hanno strappato e non riuscivo più a stare con loro. Per il resto io sono andato regolare, avevo fatto una buona gara
sui ritmi del mio personale, grosso modo. Purtroppo alla fine ho fatto un errore, non c'era una transenna, per cui sono andato dritto a una curva e ho aggiunto un minuto praticamente a quello che avrei potuto fare. Va bene così, per fortuna non avrei fatto oggi un grandissimo tempo, ma comunque una buona gara e diciamo un buon allenamento in vista delle prossime. Un rientro alle gare a Udine in quello che è ormai un appuntamento importante, un anno e mezzo molto difficile, però che ci fa vedere veramente che cosa sia la resilienza della corsa, del podismo, tutti nel rispetto delle massime regole che sono vigenti ora, però grandi performance e tutti col sorriso. Ho avuto la fortuna di seguire quella che è la gara femminile, bella, combattuta, tre atlete che si sono veramente scornate alla grande con un passaggio al 10° chilometro importante e poi hanno cominciato a guardarsi come si fa fra bambini, con sguardi aggressivi, e poi ha vinto la più forte, piazzando questi parziali da 3,16, 3,17 km che veramente manifestavano un'ottima condizione. E sono felice, Udine si presenta alla grande per quello che è un ritorno dello sport e della super performance. Diciamo che noi friulani siamo particolarmente bravi nell'organizzare, nel far correre le persone e anche magari a correre noi stessi. In questo caso i prossimi appuntamenti li avremo anche qua prossimi in quello che è la Mito Marathon di Cividale e un passaggio per quello che è a Trieste, la Corsa dei Castelli, per veramente ricominciare alla grande ed essere più performanti. Ci fa particolarmente piacere aver organizzato questa edizione, è la 21esima, ma per certi versi per noi è l'edizione 0, perché ripartire dopo un anno e mezzo di grande difficoltà non è stato semplice, ma volevamo essere presenti, offrire alla nostra città, agli appassionati, agli atleti che ci hanno onorato la loro presenza, atleti anche da molti paesi del mondo, la possibilità di correre a Udine su un percorso molto veloce e soprattutto in sicurezza. Abbiamo dovuto sacrificare gli eventi collaterali quest'anno e abbiamo posto un limite massimo alle nostre iscrizioni, ma per noi era veramente importante non solo offrire la possibilità agli appassionati di correre, ma anche dimostrare che lo sport è uno strumento fondamentale per la ripartenza della nostra società e Udine lo ha dimostrato e di questo siamo veramente orgogliosi e felici e il ringraziamento va a tutte le istituzioni, agli sponsor, ma soprattutto ai molti volontari che hanno consentito questa difficile prova organizzativa. E ora vediamo vincitori e vincitrici di categoria. Juniores Jacopo Marcone, Malignani Libertas. Promesse Moses Lecurà, Kenya e Martina Ottogalli, Malignani Libertas. Senior Agri Kiprocic Rono, Kenya e Omosa Teresia Vamboca. M35 Marco Brozzi, GS Ermenegildo Zegna e Francesca Minucci, Alzaia Naviglio Runners. M40 Luca Parisi, Rancart e Chiara Fantini, Maratonina Udinese. M45 Dario Turchetto, Polisportiva Montereale e Anna Agosto, Libertas Udine. M50 Gianni Bortolussi, Kei Dalla Mandola, L'Estans e Mariangela Stringaro, Keep Moving. M55 Gianni Panfili, GP Livenza Sacile e Valentina Vianello, Run Lab Udine. M60 Giorgio Tommasini, Rancart e Alessandra Gratton, Gruppo Marciatori Teenager. M65 e oltre Claudio Morassi, Edil Marquez Sandrin e Adonella Quagnolo, CUS Udine. Promosso a pieni voti il nuovo percorso ideato dal direttore sportivo Manuel Burello, sempre velocissimo e interamente racchiuso nel territorio del comune di Udine, con partenza da Via della Vittoria e traguardo in Via Vittorio Veneto. Oltre 200 persone tra volontari e forze dell'ordine hanno prestato servizio lungo il percorso. Sono state distribuite oltre 5.000 bottigliette d'acqua e a ogni atleta è stato consegnato il pacco gara, sigillato a fini di sicurezza, con i prodotti forniti dagli sponsor. Lungo il percorso della maratonina sono state posizionate a cura dei volontari ben 1.000 transenne a tutela della sicurezza. La manifestazione si è conclusa ufficialmente con l'arrivo al traguardo di Silvia Furlani, la nota podista colpita da sclerosi multipla, che anche in questa edizione ha voluto partecipare all'evento podistico cittadino. Ad accoglierla all'arrivo il vicepresidente della maratonina udinese Venanzi Ortis, che si è complimentato con l'atleta per la determinazione
determinazione e il coraggio che la sostengono. Un'ultima curiosità, dopo 20 anni Paolo Mouton, la voce della maratonina di Udine, non c'era. Impegnato su altri fronti, ha passato il microfono, come un simbolico testimone, a Gianpietro Cappellazzi, che non ha fatto rimpiangere il mitico speaker veneto, il quale ha mandato il più caloroso in bocca al lupo agli amici udinesi, dando loro l'appuntamento all'edizione 2022. E con le immagini della maratonina si chiude qui il nostro settimanale notiziario. Grazie per l'attenzione e arrivederci a lunedì prossimo. La dança ali já pede pra baixar, já pede pra baixar. Ela quer parar, ele não quer. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pimpolho. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pimpolho. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pimpolho. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com o pimpolho. Vamos a bailar, mamita. Cuidado com a cabeça do pimpolho, ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pimpolho.